com'è stato fare l'emigrato negli anni 70. Negli anni 70 la migrazione è stata un'immigrazione, a parte i pastori che andavano in Sardegna, dalla Sardegna alle campagne. Io faccio parte di un'altra migrazione, quella che siamo venuti per studiare. Quelli che siamo venuti per studiare, io sono arrivato qui, ci si conosceva tutti, era tutta gente che veniva con la voglia di studiare. Per cui qui c'erano delle facoltà come architettura e l'accademia che in Sardegna non c'erano, erano quasi obbligati a venire qui. Per cui com'è stato l'emigrato negli anni 70? L'emigrato dalla parte mia è stato stupendo, perché negli anni 70 Firenze era favolosa, offriva tante opportunità, era piena di botteghe storiche dove si poteva imparare a fare, si rubava con gli occhi, perché qui erano gelosi. Mi affacciavo nelle botteghe, mi ricordo la prima volta che ho visto l'oro foglia e gli ho detto a questo artigiano: ma che oro vero quello? Ero lì alla finestra, guardavo la vetrina e mi risponde di malo modo: e che lavoro lei? Sa da lavorare, sa mica risponde a tutti i forestieri. La gente era così, poco disponibile. Per cui è un popolo questo che secondo me non è riuscito a fare innamorare né i propri figli del mestiere né gli ultimi arrivati quale ero io. Noi eravamo innamorati perché ci piaceva molto i materiali, le cose. Abbiamo imparato rubando con gli occhi, spesso, perché erano tutto segreti. Secondo lei l'immigrato degli anni 70 aveva più possibilità di emergere rispetto agli immigrati dei nostri tempi? Sicuramente, perché negli anni 70 eravamo in pieno boom economico e ci si poteva inventare un lavoro. Io sono di quelli che si è inventato il lavoro, facevo la bigiotteria, facevo la pelletteria, facevo giocattoli di legno per bambino e vendevo durante le ore libere, vendevo al Ponte Vecchio abusivamente, vendevo in Piazza di Spagna a Roma d'estate, all'Isola d'Elba, andavo a volte anche a Alghero a vendere. Certamente c'era molte più possibilità, la gente comprava tutto. Che cosa mi manca di più della Sardegna? Mi manca la famiglia, che non c'è più, perché la mia mamma non c'è più, mio babbo non c'è, il cibo, sopraccetto, la voce, tornare a casa, la voce dei miei genitori, stare insieme in famiglia. Una delle cose che mi manca di più è quello. Anche il parlare, perché il parlare è la mia lingua, parlare sardo. Per realizzare una maschera il tempo è lento, perché si fa un modello di creta, poi un negativo di gesso e poi si stampa in cartapesta. I tempi sono lunghi, lavoro più o meno per fare una maschera, per il modello lavoro più o meno una decina di ore, poi il negativo un paio d'ore. Diciamo che per fare la prima maschera ci vuole una ventina di ore. Poi dopo che fatto il modello e tutto, il negativo si usa tante volte, per cui per stampare massimo ci metto un'ora e mezzo, un'ora e mezzo. Una delle maschere a cui sono più affezionato sono le maschere fatte per un film di Fiorella e Fascelli, un film che si chiama La Maschera, un film che è stato dato, è una produzione che è andata anche in televisione con l'attrice Helen Bonham Carter, uno dei film che mi ha dato più soddisfazione, perché ho fatto una collezione intera, una maschera di fuoco, una di foglia, una del teatro no giapponese. È stato un lavoro su commissione, una delle prime commissioni, e devo dire ancora oggi è uno dei lavori che mi ha dato più soddisfazione. Il paese che più apprezza il mio lavoro è stato, perlomeno fino a poco tempo fa, gli americani. Perché gli americani sono quelli che hanno, America, New Orleans, c'è una strada, c'è un museo, scusami, che si chiama Cabildo Museum, dove c'è un museo dedicato al mio lavoro.
per esempio, ce ne sono tanti collezionisti che hanno comprato, era una regola vederli in primavera e in autunno, venire a Firenze a vedere che cosa c'è di nuovo, what is the new, cosa c'è di nuovo, e compravano. Ha un progetto lavorativo che è rimasto incompiuto e che vorrebbe terminare. E il progetto che sta lavorando adesso è un progetto di un'opera più lunga, che è una collezione di bronzo, e ho aperto una piccola galleria d'arte, l'ho aperta il 16 di dicembre, e ho una collezione di sculture di bronzo, non so se l'hai vista già. Lavoro in quella direzione, ho più tempo adesso per cui mi dedico alla scultura ornamentale, alla scultura decorativa, da giardino, da arredo. Una delle commesse più curiose che ho avuto in questi anni è un lavoro fatto per Anthony Hopkins, l'attore americano del film Hannibal. Ho fatto diverse maschere per i film e poi ho conosciuto personalmente lui, c'è una dedica di Anthony alla bottega, a Alice con affetto, c'è stato un momento proprio di intimità tra quest'uomo e il mio lavoro. È anche una grande delusione perché quando siamo andati a vedere il film non abbiamo visto le maschere, perché tutto quello che abbiamo fatto, corretto, rivisto, eccetera, in fase di montaggio, non sono state, queste scene non le vediamo. Il sito è completamente in inglese per dire grazie agli americani, che sono stati il 90% della clientela, e quindi per me è un atto dovuto, non solo il sito ma anche il libro in inglese. Bisogna dare a chi merita. Io la ragiono così, non si può fare le cose così. Quando l'ho portata a casa dal mio babbo ha detto, ma non devo dire sta fai in italiano. Hai ragione babbo, ma in italiano i miei clienti sono il 2%, il 5%. O si fa in due lingue, e in due lingue era troppo complicato per la spesa. Ho preferito farlo solo in inglese. In Italia c'è una mentalità in questo momento che per l'arte mi piace poco, perché nei momenti di crisi le cose che prima si tagliano sono le arti. Vedi i tagli per la cultura del governo, vedi la poca tutela delle botteghe storiche in una città come Firenze. Per la tutela dell'arte in genere si fa veramente troppo poco. Nei momenti di crisi non c'è budget e resistere in questi momenti è difficile, bisogna avere anche le spalle un pochino coperte. Non ho mai pensato di abbandonare per tornare in Sardegna perché non ho più niente in Sardegna, non avendo più la mamma e il babbo, non avendo più la casa, e non avrei neanche più uno spazio fisico dove stare, dovrei ricominciare da zero, e per me ricominciare da zero non è il tempo, perché qui ho una casetta, ho un lavoro, ho una figlia, ho le nipoti, e qui per me è tutta la vita. Ma le persone che hanno lasciato un segno, e tutti, anche il cliente minimo, anche lo studente che mi domanda di fare una maschera di Pulcinella per la commedia dell'arte, per me sono tutte persone importanti, perché chiunque ha bisogno del mio lavoro lascia un segno, perché quando faccio un modello io lo faccio con lo stesso entusiasmo, o che sia Valeria Marini o che sia uno studentello come è successo la settimana scorsa, di fare delle maschere per una commedia dell'arte a un gruppo di Arezzo.